Questa è la seconda puntata di Nara Chiesese, il programma di Teleindipendenza che mira a scoprire e a far conoscere persone che per un motivo o per l'altro si sono distinte in Sardegna. Voglio iniziare questa puntata con una citazione. Il ritorno alla tradizione è un mito, nessun popolo l'ha mai vissuto, la nostra identità è davanti a noi. A pronunciare questa frase è stato Jean-Marie Tjibaou, leader indipendentista del popolo Kanak, Nuova Caledonia. Voglio presentare il personaggio di oggi con questa frase perché è un esempio di come reinventare, di come attualizzare, modernizzare la nostra tradizione. È possibile rinnovare i nostri saperi non in chiave passatista infatti, ma anzi rivolti al futuro. Parleremo oggi di una fattoria a Gergely, parleremo di un signore che contro il deprezzamento del latte ha avuto un'idea. Scopriremo oggi Emilio Concas, la sua famiglia e Sardinia Farm. Vediamo l'intervista realizzata in loco da Giovanni Duseda. Sardinia Farm è l'azienda della famiglia Concas, una fattoria come tante, con una particolarità. Qui è possibile adottare una pecora a distanza, si può diventare pastori o fattori e vivere virtualmente, ma non solo, l'esperienza dell'accudire il gregge. Emilio Concas e sua moglie Franca ci spiegano il loro progetto. Ma e moglie, come ti deve venire questa idea? È semplice ma è geniale, pure obiettivamente. Un pacchetto cosa ha bisogno, non c'è un proseno di secondo. Che non adesso può gusto, no? Sì, un pacchetto più gusto. Ma a me, questa idea mi veniva, io che sto con cosa amico e mi andavo, un amico trabalha a Milano, no? E mi andavo, nelle Puglie ha trovato gusto e gustato, non è una prova tu. E spicciò che è mio, tipo sto riga, disannavo come ti fai questo vicino? Una prova, come ti fai un pacchetto da strada, disannavo, quando si serve cosa, c'è riamini, no, si strada, e di aí certo camminavo, spicciò che. Ma come ti funziona tutta questa cosa, moi? Come ti si difende da pastori a distanza o fattori a distanza? Basta da mandare su email, su computer, ciò che ne trovi e poi ti manda tutta questa documentazione che scrivi, no? Ma uno come ti arriva a indirizzo del computer di vostri? Date un messaggio. Meda facilmente, e ricevo i giornali, si ricevo le televisioni, il Rai 3, il Sorelle Logos, e ricevo vari nomi. In Sardegna ma come le nostre? Vero? Se ci preso fare che non da una torta. Sa flusso mano di Sant'Italia, Milano. Sì. Tu devi usare città dove Milano, città di confine, sempre già parte. Non le avvitiamo con noi. Per esempio, che portavo si usa 96, la verrà per effetti. Ma come ti si fa da adottare un ebrei? Basta la si pone in collegamento con il computer, voi demanda a papiri, se spicciocchetti, questa documentazione demanda spicciocchetti, se mi manda 390 euro, che ho diventava storia, demando 20 kg da casa, due volte, sono tutto vari, come ti do? Che do 2 volte ti demando, e ti mando su casa, poi ti mandavo su 2 spresine salvate da vita mia, bella in breve, tutto, fatta a uncinetto, poi ti mandavo la carta d'identità, da breve del diritto di avere il suo nome, no, ciò che si descrive questa colonnella verde, il suo nome, il suo birò. È strutturata. Struttura verde. Il suo nome che sarà Wiss, se dovesse per caso sulla sua. E poi venne a visitare. Poi venne a si piga, no, e capisce breve, insomma, quando io vi siete cazzo pronto, sono noi pronti.